Grazie Presidente, colleghi, Governo. Abbiamo migliaia e migliaia di persone in cura per l'azzardo, ma per ognuno di loro molti altri rinunciano perché sono disperati, rischiano di perdere la casa e allora ricorrono agli usurai e continuano. E molti più ancora non si rendono nemmeno conto di avere un problema, lo vedono i loro figli. Siamo il primo mercato d'azzardo in Europa e non abbiamo i redditi più alti d'Europa, per non parlare della disoccupazione. Anzi, si azzarda di più proprio nei territori più poveri, compreso il nord. Rovigo, l'unica provincia veneta ad avere un reddito inferiore alla media nazionale. Bene, si azzarda il doppio che nelle altre. E dei ragazzi, va detto, una recente ricerca dell'Università di Padova ha messo in chiaro un punto gravissimo. I più poveri hanno una probabilità 7 volte maggiore di diventare giocatori d'azzardo patologici. Tra i 15 e i 18 anni un ragazzo su 2 ha già iniziato ad azzardare, è una ricerca Nomisma. 1 su 25 ha già impatti negativi sul profitto scolastico. E la pubblicità è il principale veicolo di attrazione per i giovanissimi. Lo mette in evidenza una ricerca della Caritas recentissima su 1.600 ragazzi tra i 13 e i 17 anni. Lo so che è vietato, lo so. La pubblicità continua, martellante, è anche una corona di spine sul calvario di chi cerca di smettere, di recuperare la sua vita e la sua famiglia. È come una beffarda spugna d'aceto che lo incita ad azzardare ancora, quando avrebbe invece il diritto di essere aiutato a curarsi e a recuperare la propria famiglia. La dignità di queste persone, i malati, i ragazzi, gli imprenditori, le famiglie, dobbiamo tutelare e non c'è tempo da perdere. Non si può rimandare, dunque divieto totale, con 1 anno di tempo per i contratti in essere, non di più. Non temiamo i ricorsi, perché la salute viene prima e lo riconosce anche l'Unione Europea. L'azzardo non rientra nella direttiva servizi. Durante la fase di conversione, a partire dal testo di divieto della pubblicità, abbiamo avuto molti spunti, anche dalle opposizioni, tutti i concetti che avevamo inserito nella scorsa legislatura in una proposta di legge condivisa con i cittadini sulla nostra piattaforma Rousseau. È un bene che oggi ci sia questa ampia convergenza. Ad esempio vengono inserite avvertenze sui gratta e vinci, le cosiddette lotterie istantanee, rapide, ripetitive, che più facilmente possono portare a compulsività. Non so se sapete, hanno inventato e messo in commercio addirittura una macchinetta che gratta blocchetti interi di gratta e vinci. Bene, sono anche le prime forme di azzardo praticate dai minorenni. 3 su 4 di loro riferiscono di non aver avuto alcun ostacolo ad azzardare. Dunque, questi tagliandi devono riportare chiaro che nuociono alla salute. E le stesse scritte vanno poste anche sui monitor del machine gambling, che è l'unica cosa che una persona davanti alla slot machine vede in quel momento. Poi sapete che per legge oggi i gratta e vinci devono dichiarare le probabilità di vincita. Bene, un tagliando che costa 5 euro e mi fa vincere 5 euro viene conteggiato tra le vincite. Ma se ho giocato 5 e vinto 5 non è una vincita e non è neanche un rimborso, perché nel 95% dei casi queste persone ripuntano immediatamente e vanno in bocca alla probabilità di perdere. Questo è becchime per persone trattate da polli e questa vergogna oggi finisce. Poi per azzardare sulle slot machine e videolottery sarà necessario inserire la tessera fiscale. È una misura che l'industria è già pronta a recepire. Bene, in futuro sarà possibile prevedere un tesserino dedicato con limiti di orario e di spesa in rapporto al reddito e estendere controlli analoghi a tutte le forme di azzardo. Sparisce il termine ludopatia. Perché piace all'industria dell'azzardo ludopatia? Perché è come dire ti ammali per un gioco, il problema sei tu, la colpa è tua, hai sbagliato qualche cosa, hai esagerato. No, oggi sappiamo che è una dipendenza e come tale la definiamo. E una dipendenza deriva anche dall'ambiente in cui le persone vivono e dalle caratteristiche delle forme di azzardo aggressive che vengono proposte.
Avremo altre possibilità in futuro, che oggi non sono entrate in questo decreto. Estendere anche alle famiglie l'accesso al fondo antiusura. Escludere i luoghi d'azzardo vicini a chiese, scuole, luoghi sensibili. Preservare dall'azzardo gli orari del pranzo e della cena in famiglia. E questo potremo farlo garantendo in tutte le regioni d'Italia una tutela minima per i cittadini, fatta salva la potestà legislativa delle regioni e regolativa dei comuni nel determinare forme di protezione anche maggiori. Potremmo ridurre il volume complessivo dell'azzardo, le 70 milioni di giornate lavorative che già nel 2012 la Consulta antiusura stimava dedicate all'azzardo, e riportare il nostro Paese a una dimensione più ragionevole. A realizzare questo programma ci aiuterà la ripresa economica, che lo spostamento dei consumi verso forme a più alto moltiplicatore consentirà. Vinceremo anche questa. Oggi è solo il primo passo. Grazie Presidente.